Percorso che abbiamo iniziato ancora tempo fa, che prende atto da quello che in questi 5 anni anche il Consiglio regionale ha visto in tema di iniziative da parte dei comuni, che dà una linea anche nuova nella consapevolezza delle comunità, dei cittadini, che stabilisce anche delle regole affinché sia un percorso il più condiviso possibile. Per cui oggi abbiamo iniziato l'iter, abbiamo lavorato in commissione ascoltando anche le comunità locali, i suggerimenti, degli aggiornamenti anche normativi, anche degli adeguamenti a livello nazionale, però mettiamo dei punti chiari perché vogliamo che il progetto sia fatto bene, siano coinvolte tutte le realtà economiche, sociali, cittadini, per una scelta consapevole, perché la fusione è un punto di non ritorno. 2, 3 o 4 comuni che si mettono assieme, delle comunità che si mettono assieme, per cui si deve tener conto di valutazioni legate al territorio, alla storia, al tipo di vita che hanno questi cittadini, e da lì insomma cerchiamo, e mi auguro tutti insieme a questo Consiglio, di dare una risposta importante ai territori. La posizione del PD è un parere favorevole rispetto a una legge che una modifica di una proposta di legge che ormai non ritenevamo datata, del 1992, e in questi circa 20 anni quello che è mancato è stata un po' una regia regionale. Con questa legge si tende a dare una regolamentazione alla materia, a far sì che ci siano dei criteri, dei parametri che la Giunta può applicare per accompagnare i processi di fusione. Molto è avvenuto che nella pratica, si è visto in questi 14 processi di fusione avviati in Veneto, è avvenuto che i comuni di fronte al loro sforzo generoso si siano trovati un po' da soli, vuoi perché mancavano magari dei processi veramente partecipati, quindi noi riteniamo che quello che è stato messo in piedi con questa legge abbia un valore. Certo è che è indispensabile che ci sia ancora la Regione a fianco delle scelte di queste comunità, perché non resti una legge sulla carta, così come è avvenuto per la 25 del 92, e invece sia veramente una legge che veda la Regione a fianco dell'impegno generoso da parte di queste nostre comunità del Veneto.